Bentornati in un nuovissimo aggiornamento meteo dal satellite. Notiamo in queste ore la formazione e l'approfondimento di un profondo vortice che si trova al momento sul nord-ovest dell'Europa, che nel corso delle prossime 24 ore punterà la Francia portando forti temporali nubifragi e si dirigerà poi nella giornata di lunedì e martedì sul nord Italia. Ciò che cosa comporterà? Comporterà una fase di maltempo che si instaurerà già a partire dalle ore serali di lunedì, soprattutto sul Piemonte occidentale, sull'Aosta e sui settori prealpini e alpini centro-orientali, dove avremo già delle deboli piogge, soprattutto nella serata di lunedì, con le precipitazioni che diverranno più frequenti nella mattinata di martedì per l'approfondimento di un vortice che si addentrerà dalla Valle del Rodano. Questo ciclone che si approfondirà direttamente sul Mar Ligure porterà quindi la formazione di forti temporali. Possiamo notare dalla grafica le precipitazioni previste nel corso della tarda mattinata e pomeriggio di martedì. Notiamo infatti l'estensione delle precipitazioni temporalesche molto più evidenti soprattutto al nord-est, con rischio di nubifragi e di grandinate fino a medie dimensioni, attività elettrica molto elevata, con temporali che raggiungeranno anche l'Appennino centrale, con possibili sconfinamenti sia sulle aree interne del centro nel pomeriggio, ma con fenomeni che diverranno sempre più frequenti anche sulle medio-alte pianure lombarde, fenomeni meno probabili invece sull'Emilia Romagna, dove avremo solo qualche possibile piovasco in transito. La serata di martedì vedrà un miglioramento del tempo, anche se saranno possibili nuovi locali fenomeni sul Bassa Lombardia e sull'Emilia Romagna, come anche sulla costa veneziana. Le condizioni meteo andranno peggiorando invece proprio a partire dalla mattinata di mercoledì per il flusso di correnti sud-occidentali, la formazione di un profondo vortice situato sul Mar Ionio che darà vita a nuove precipitazioni anche al centro-sud. Infatti nuove precipitazioni a partire dalla mattinata di mercoledì raggiungeranno dapprima la Sicilia e poi tutto il comparto appenninico centro-meridionale, condizioni di marcata instabilità che però si faranno molto più intense soprattutto nella serata di mercoledì. Infatti si notano già delle forti precipitazioni colpire principalmente il Basso Tirreno come soprattutto la Sicilia, precipitazioni deboli invece sulla Bassa Puglia, o che qui invece i fenomeni saranno più presenti nella giornata di giovedì, con precipitazioni temporalesche anche intense su tutta quanta la regione, su tutta quanta la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, la Campania, e sul nord della Puglia avremo maggiori chance su Bari e Taranto di precipitazioni temporalesche intense. Sul nord comincerà a migliorare il tempo, meno nuvolosità, qualche cumulo solo in prossimità dei rilievi, con isolati piovaschi possibili nelle ore pomeridiane su prealpi. Come vedete poi il vortice si allontanerà progressivamente verso la Grecia, garantendo poi la giornata di venerdì una scarsa probabilità di precipitazioni su gran parte d'Italia, anche se potranno riprendere dei fenomeni nel corso del pomeriggio sull'Appennino meridionale, nuovamente sulla Calabria, ancora una volta sulla Puglia, questa volta più in basso, anche sulle regioni del Basso Tirreno. Instabilità che condizioneranno il sud fino al pomeriggio di venerdì, poi l'anticiclone recupererà terreno e come vedete la stabilità tornerà dappertutto con l'approfondimento di questo vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana. Ovviamente tutto questo è confermato, la perturbazione poi viaggerà verso la Grecia, concedendo quindi una fase di stabilità e ritorno a condizioni tipicamente primaverili, temperature massime al di sopra dei 25 gradi soprattutto sull'Italia centro-settentrionale, anche sulla Sardegna picchia anche sopra i 26 gradi, temperature leggermente sopra la media, ma ovviamente di questo avremo modo di riparlarne nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Rimanete come sempre aggiornati iscrivendovi al canale.